Capitano Robert Gucker, che cosa significa portare la fascia di capitano ancora un anno al Treviso Football Club e tra i professionisti? Che valore ha per te? Un valore importante sia a livello personale, ma è più che altro un onore, come è stato già l'anno scorso. Ma ripeto, il capitano si porta la fascia ma da solo va da nessuna parte, e quello l'ho sempre detto. È normale che, siccome adesso conosco anche un pochino le dinamiche, siamo tornati dei professionisti, bisogna subito far capire ai nuovi arrivati anche cosa significa, come funziona qui, e siamo in 3-4 rimasti, e per questo bisogna guidare questo gruppo e inserirli il prima possibile, ma è stato ovviamente l'anno scorso facilissimo fare il capitano e spero anche quest'anno sarà altrettanto. Del resto l'esperienza, insomma, anche a te da professionista non manca, per cui sicuramente la voglia, ma anche la possibilità di aiutare soprattutto i più giovani ci sarai anche tu. Sì, ci sono io, ma ci sono altri ragazzi che sono arrivati, che hanno altrettanto tanta esperienza, che hanno anche la mia età o qualche anno in meno, ma ognuno deve portare il suo bagaglio, perché ci sono giovani forti, giovani che hanno già giocato, che devono dimostrare, perché hanno la fame e la voglia di arrivare nel calcio che conta veramente, e noi siamo qui per crescere come società, per crescere come gruppo, per crescere come obiettivo e soprattutto crescere e salire in classifica partita per partita per provare a salvarsi prima possibile, ma io penso che ognuno darà il suo contributo e solo così si possono raggiungere degli obiettivi. Parlaci appunto dei tuoi compagni, che prima impressione ti hanno fatto, soprattutto i nuovi? No, un'ottima impressione, io alcuni li ho già conosciuti prima o erano compagni di squadra in squadre diverse, e si sono presentati tutti al top, tutti ragazzi per bene, e non dobbiamo dimenticarci che comunque è stato cambiato tanto. Ringraziare, penso che la cosa principale, la cosa primaria che dobbiamo fare noi rimasti, ringraziare i giocatori che c'erano l'anno scorso, i ragazzi che ci hanno portato in questa categoria, che poi non sono stati per varie scelte riconfermati, ma va dato un grosso grazie da parte nostra, e soprattutto il grazie principale va a loro. Adesso tocca ricostruire e siamo qua apposta, e penso che ci riusciremo anche quest'anno, ma non dimentichiamoci cosa hanno dimostrato e cosa hanno fatto i ragazzi l'anno scorso. Certo, e parlaci invece del ritiro, come stai affrontando il lavoro qui appunto nel Cadorino e come ti sembra la località, le strutture, insomma? Ma si vede che hanno fatto veramente un lavoro strepitoso, perché il mister era qua tipo un paio di giorni prima del ritiro, ancora c'erano alcune cose da sistemare, ma quando siamo arrivati era tutto perfetto, non ci fanno mancare veramente nulla, si può lavorare, si può pensare solo a sudare, a faticare e a creare questo gruppo nuovo, e questo è la cosa fondamentale. Il resto non ci deve interessare, perché alla fine bisogna pedalare e mettere benzina nelle gambe adesso, per essere poi piano piano sempre più pronti per le gare che ci aspettano. Mi puoi spiegare per piacere come si crea questo gruppo? Cioè, in concreto cosa fate per unirvi maggiormente all'allenamento, ma anche al di fuori dell'allenamento? Ma io penso che il direttore sportivo ha fatto già un gran lavoro, prendere i ragazzi per bene, con la testa a posta, prima l'uomo che poi il calciatore, che è stato anche un po' la filosofia dell'anno scorso, che poi ci ha portato risultati stratosferici. E ha fatto le stesse identiche cose anche quest'anno, vuol dire che è abbastanza semplice subito dialogare anche nello spogliatoio, ma anche fuori. E poi ci sono ovviamente, c'è poco tempo tra virgolette anche fuori, però ci sono i momenti dal fisioterapista, ci sono i momenti pre e post gara dove veramente c'è da scaricare la tensione dell'allenamento, della fatica, e lì ovviamente si conosce sempre di più, perché inizia a capire chi è più permaloso, chi va, chi è una battuta di là. Siccome tanti hanno già giocato contro anche in altre squadre, ci sono già dei gruppetti che si conoscevano, vuol dire che poi dopo adesso dobbiamo inserire un pochino delle cose, un po', ma dico, se i ragazzi sono così per bene, col massimo impegno ogni giorno,
si crea quasi da solo, però ovviamente poi dopo bisogna portare le cose in campo, perché possiamo parlare di tutto bello, ma bisogna portare le cose in campo insieme e fa capire e seguire il mister che c'ha ovviamente una guida, che bisogna andare dritto sotto questo punto di vista, e fa capire subito questo, ma sono tutti a disposizione al 100% e questa è la cosa che fa stare tranquillo subito dal primo momento. Perfetto, grazie mille. Al di là del creare dunque così, quale pensi possa essere la difficoltà più grande di questo salto in Serie C, anche per i ragazzi magari più giovani? Ma io adesso i ragazzi ma sono sempre i risultati che spostano un pochino. Io più che altro le difficoltà che vedo, che potrei prevedere un pochino, è la categoria, che è ovviamente molto più difficile. Dobbiamo essere bravi, la piazza, i giornalisti e noi, che ci saranno delle difficoltà, e proprio in queste difficoltà bisogna capire se siamo pronti per qualcosa, per il prossimo step, diciamo, no, della crescita, perché l'anno scorso è stato un anno abbastanza semplice, pieno di entusiasmo, con tutti i risultati positivi sempre davanti. Bisogna essere sinceri, non sarà così quando ci sono altri obiettivi come la salvezza. Da neopromossa bisogna essere a piedi per terra, bisogna pedalare, bisogna capire i momenti di difficoltà e se riusciamo a uscirne insieme da questa cosa, uno aiuta l'altro, penso che questa società farà il prossimo step e in futuro si toglierà tante soddisfazioni.